Madonna, la Regina del Cielo, la Madre del Signore, associata con la gloria del Figlio risorto, chiediamo oggi l'aiuto e la sua protezione materna. Signore Cristo, rifugio dei deboli, Criste eleison. Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, che per difendere, o Padre che ci hai dato come Madre e Regina la Vergine, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce ripulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Ha il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, sia il nome del Signore, ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, chi siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero,
farlo sedere tra i principi del suo popolo. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Alleluia. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta tu fra le donne. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo che fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, la mamma disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà. Colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'esso un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Miei fratelli e sorelle, oggi celebriamo questa memoria singolare, Maria Regina di un'umanità nuova. La parola angelo che per Dio in lei suscita in Maria due sentimenti: lo stupore e il turbamento. Lo stupore perché Maria mai avrebbe immaginato di poter diventare la madre del figlio di Dio. E lo stupore perché l'annuncio dell'angelo mette in crisi il suo progetto di vita, il suo matrimonio già definito con Giuseppe. Chiaramente Maria non esprime alcun dubbio, ma semplicemente chiede in che modo potrà compiersi questo progetto di Dio nella sua vita. Il racconto di Luca trova il suo apice nel racconto quando Maria accoglie
porte nelle sue mani. Ecco, la serva del Signore, avvenga in me quello che vuole la sua parola. Nazareth era un piccolo villaggio della Galilea, dimenticato addirittura nelle scritture, eppure è lì che si reca l'angelo di Dio per portare l'annuncio a Maria, una fanciulla povera, una fanciulla piena di umiltà, che era stata scelta per diventare la madre del Messia. Ecco la scelta di Dio. Dio va su ciò che è piccolo, su ciò che non è importante agli occhi del mondo, anzi su quello che spesso è tanto piccolo da non essere conosciuto ai più, addirittura disprezzato, dimenticato. Di Dio che Lui usa nel suo agire con gli uomini. Dio si rivolge ai piccoli per renderli grandi. È questo che Dio vuole. Questi criteri accompagnano tutta la storia della salvezza, perché è sempre attraverso i piccoli che Dio compie le sue cose grandi, è sempre attraverso le cose deboli, senza apparenza, che Dio mostra la sua presenza potente. Questa è la via che il Signore sceglie, che il Signore usa nei nostri confronti. Quello che Dio compie in Maria è ciò che Egli vuole compiere nella storia di ciascuno di noi, renderci grandi, ma di una grandezza sovrumana che viene dalla gratuità. È questa la grandezza di Maria, regina di una umanità nuova. Perciò non c'è nulla della nostra vita che meriti di essere disprezzato. Perché? Perché nella misura in cui noi la consegniamo al Signore, essa diventa uno strumento per compiere cose grandi, come avvenne per Maria e come Maria riconoscerà in casa di Elisabetta con il suo Magnificat. Davvero il Signore ha compiuto cose grandi in Maria e le farà anche in noi nella misura in cui ci apriremo e ci fideremo della sua volontà. Preghiamo Dio che ci ha dato come Madre e Regina la Vergine Maria, perché ci aiuti a essere sempre Suoi figli fedeli. Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché nella Chiesa la devozione a Maria sia ispiratrice di sentimenti e di opere secondo il cuore di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le divisioni dell'unica Chiesa di Cristo siano lenite e gradualmente superate nell'imitazione dell'umiltà e della piena disponibilità della Signore. Perché i governanti superino, mediante il dialogo e le trattative, ogni ostacolo alla pace e alla concordia tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore.
perché gli emarginati e gli oppressi trovino in Maria la forza per la loro liberazione, ricercata con giustizia e senza rancori. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché a noi, qui riuniti nel ricordo di Maria, sia dato di sperimentare Dio e perché crediamo nell'adempimento della sua parola. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, o Padre Santo, queste preghiere per i meriti della Madre del tuo Figlio, la nostra Regina, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto dei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevande di salvezza. Benedetto dei secoli. Signore nostro, si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, non ti ricordare per mano questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ti offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria Regina e a te innalziamo la nostra supplica perché ci soccorra l'umanità del suo Figlio che si offrì per noi, agnello senza sia con il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori Sono rivolti al Signore. rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente giusto renderti grazie, bello, cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente, l'Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria Regina, umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, persegue con gli apostoli in preghiera, nella dello Spirito Santo, ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. In questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, insieme proclamando. Il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto
perché diventino per noi il corpo e il sangue, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, preso il calice, ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mi chiede: Facciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venita. celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione, il corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata. Rendila partecipe nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza di misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Insieme preghiamo il Padre. Padre nostro Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a i nostri peccati. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la
pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, ma di soltanto la parola io sono salvato. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. il canto numero 283. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il tuo che ora vive in noi. Tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, Madre umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu insieme al tuo Signore, aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi. Maria. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi che celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Regina
di partecipare al convito eterno. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa finita, andiamo in pace. Buona giornata a tutti. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa di sguardi tuoi, e la volta sol, o Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te. O Madre dolce cara, ascolta chi ti chiama. Salva, o Maria, chi t'ama, e tanto confida in te.
fatto, a Lui apparteniamo. Noi venite al Signore con canti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria, Regina. È una memoria istituita da San Pio X, cioè da Pio XII, non è ancora santo, nel 1955, e una volta veniva celebrata alla fine del mese di maggio, ma poi è stata spostata con la riforma del Concilio Ecumenico Vaticano II per tenerla legata alla festa solennità dell'Assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo. Proprio per farci cogliere come Maria ha aderito pienamente al progetto di Dio. Ecco, anche noi per celebrare degnamente questa Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omici, per mia colpa, mia grandissima colpa, e sulla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, preghiamo. O Padre, che ci hai dato come Madre e Regina la Vergine Maria, dalla quale nacque Cristo tuo Figlio, per sua intercessione concedi a noi la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal Libro dei Giudici. In quei giorni l'angelo del Signore venne a sedere sul terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso». Gedeone gli rispose: «Perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian». Allora il Signore si volse a lui e gli disse: «Va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di... Non ti mando forse io?» Gli rispose: «Perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». Il Signore gli disse: «Io e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». Gli disse allora:
Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che proprio tu mi parli. Intanto non te ne andare di qui prima che io ritorni da te e porti la mia offerta da presentarti. Rispose, resterò fino al tuo ritorno. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'effa di farina fece focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il terebinto e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce azime, posale su questa pietra e versavi il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore dalla roccia salì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime, e l'angelo del Signore scomparve dai suoi occhi. Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse, Signore Dio, ho dunque visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse, la pace sia con te, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì in quel luogo un altare al Signore e lo chiamò, il Signore è pace. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Ascolterò cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano, allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Cosa dunque? Disse loro, in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto
e avrai in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Ecco, nella memoria della Beata Vergine Maria, Regina degli angeli e dei santi, come noi la ricordiamo quando recitiamo i misteri di Dio, è un intervento diretto del Signore in un momento in cui chi è nella sofferenza dubita. E abbiamo la figura di Gedeone, figlio di Joas, che si mette in questo dialogo con il Signore e le ricorda tante cose che il Signore ha compiuto, ma che in quel momento non si verificano. E il Signore manda un segno e lo conferma proprio per manifestare a Gedeone cosa intende fare. È bello come Gedeone riesce a cogliere la voce del Signore e come vi aderisce. Ecco, noi sappiamo che la Madonna ha fatto altrettanto. Anche lei si è trovata in situazioni particolari, per cambiare un po' quello che era la prospettiva della sua vita, ma siccome era a servire il Signore e quindi anche nel cambiamento si è sempre rispondeva al suo desiderio più profondo. E la pagina del Vangelo oggi ci descrive un'altra realtà, in cui ieri, se ricordate, il Vangelo parlava di questo giovane che voleva seguire, avere la vita eterna, e nel dialogo col Signore capisce che non è solo osservare dei comandamenti, ma è mettersi in gioco con Lui. E quando il Signore dice una cosa ti manca, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi, il giovane non ci sta. E l'Evangelista ci ricordava, il giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Ora la riflessione incoraggia i discepoli a voler sapere cosa succederà a loro. Dice, vabbè, i ricchi, molto difficile che si salvi. Siete ricchi voi? Sì, di salute, di affetti, di tante cose. Bisogna stare attenti che questi non diventano idoli, che prendono il posto del Signore. Ecco perché il Signore dice, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Cioè anche i ricchi si possono salvare. Anche i ricchi possono vivere la loro vita staccati dalle cose di questo mondo, anche se per gli altri sembrano al contrario. E allora la domanda di Pietro è molto concreta, ecco, dice, noi abbiamo lasciato tutto. Possiamo dirlo? Forse sì, forse no, ma insomma, questa risposta di Pietro è, diciamo, infatti hanno lasciato la famiglia. Pietro ha lasciato anche la suocera, non si sa se era vedovo o com'era, ma ha lasciato la casa, il paese, si sono messi andando dietro al Signore, era bello perché faceva miracoli, perché qua, perché là, però richiedeva anche un'adesione sempre più grande. E infatti il Signore precede e dice a Pietro, chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madre o figlio, campi per il mio nome, e qui non viene messo in Matteo quello che troviamo negli altri, che dice riceverà 100 volte tanto e persecuzioni e la vita eterna. Qui Matteo non lo dice, ma il contesto è quello, riceverà 100 volte tanto
e avrai in eredità la vita eterna. Ecco, questa è una realtà che possiamo sperimentare proprio perché il Signore noi riconoscerne la sua presenza e aderirvi giorno per giorno lì dove siamo. Preghiamo Dio che ci ha dato come Madre Regina la Vergine Maria perché ci aiuti a essere sempre Suoi figli. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Perché nella Chiesa la devozione a Maria sia ispiratrice di sentimenti e di opere secondo il cuore di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché le divisioni dell'unica Chiesa di Cristo siano lenite e gradualmente superate nell'imitazione dell'umiltà e della piena disponibilità della Vergine Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i governanti superino, mediante il dialogo e le trattative, ogni ostacolo alla pace e alla concordia tra i popoli, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli emarginati e gli oppressi trovino in Maria la forza per la loro liberazione, ricercata con giustizia e senza rancori, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché a noi qui riuniti nel ricordo di Maria sia dato di sperimentare Dio e perché crediamo nell'adempimento della sua parola, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre Santo, queste preghiere per i meriti della Madre del tuo Figlio. La tua Chiesa sia fin d'ora arca di salvezza e umile serva della parola di Cristo, che è Dio benedetto nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo frutto del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
offriamo, Padre, i nostri doni nella memoria della Beata Vergine Maria e a Te innalziamo la nostra supplica perché ci soccorra l'umanità del suo Figlio che si offrì per noi agnello senza macchia sulla croce e rivive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei campi, ma è Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In Lui le schiere degli angeli unite in eterna esultanza adorano la tua immensa grandezza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, Santo Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, grazie dei suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ammetti di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi sacramenti, concedi a noi di attestare al convito eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Mater misericordiae,